Ben ritrovati dalla redazione. Ancora cassonetti date alle fiamme in piazza Perugino a Trieste, già teatro nel recente passato di numerosi casi simili, ha visto l'intervento dei vigili del fuoco chiamati per spegnere un incendio che aveva interessato un cassonetto dell'immondizia. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma la paura per i residenti rimane alta. L'incendio è stato spento poco dopo l'intervento sul posto personale del comando provinciale dei vigili del fuoco. L'ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, anche se appare sempre più evidente come le fiamme siano di origine dolosa. Un quarantenne di origini nordafricane è stato denunciato in stato di libertà perché trovato a girare in piazza Garibaldi a Trieste con un coltello da cucina di circa 20 centimetri. L'uomo, che non ha utilizzato la lama, era stato notato dal gestore di un locale della piazza mentre armeggiava il coltello. Dopo la segnalazione sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sottoposto il giovane a perquisizione rinvenendo l'arma. L'uomo è stato quindi denunciato per porto d'armi illegale. La posizione sul territorio nazionale da parte del nordafricano sarebbe irregolare. Appena scattata la mezzanotte a Verona, la polizia locale ha fatto valere il nuovo codice della strada. Una decina i verbali redatti dagli agenti della polizia locale nelle prime ore del giorno, pressoché tutte le violazioni di utilizzo del casco alla guida di monopattini e per utilizzo del cellulare alla guida. Un conducente che ha provocato danni ad autoveicoli in sosta è stato sorpreso alla guida con un alto tasso alcolemico che comporterà, dopo la condanna penale, la sospensione della patente e un periodo di almeno 3 anni di alcol zero e l'installazione dell'alcolock quando sarà emanato il decreto attuativo. L'analisi della diffusione territoriale delle aziende in odor di mafia del Veneto mostra che il territorio che ne conta di più è la provincia di Padova, con 2.355 unità. Seguono Venezia con 1.854, Verona con 1.391, Treviso con 1.295, Rovigo con 370, Belluno con 74. Tra le aree di Padova e Venezia è concentrato quasi il 50% delle attività venete considerate a rischio. Il conteggio elaborato dalla CGA di Mestre deriva da dati dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, struttura che riceve ogni anno dagli intermediari finanziari di tutto il Paese centinaia di migliaia di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. Da questi dati è stato possibile mappare il numero delle imprese presenti in Veneto che potenzialmente sono contigue a contesti di criminalità organizzata. Le previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso con gelate in serata e in nottata su tutta la zona montana e localmente anche in pianura. Le temperature massime ovunque fra 8 e 11 gradi centigradi. Per quanto riguarda il Veneto, cielo a tratti sereno nel pomeriggio, verso sera nebbie e foschie diffuse su buona parte della pianura in Valbelluna, in parziale dissolvimento. Temperature minime in generale con tenuto calo, massime con variazioni locali in montagna e stabili o in lieve calo in montagna. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.